Sono nuguresos e sos sardos in custas ultimas oras de sa vigilia che sono accabande sa scomporas pro maniare sa chena in famiglia. Sa cresia pure sti settandes a naschida de sus arvadores, udeur fatto a omine pro salvare s'umanidade. Oramai è stoie proprio sa die de sa vigilia che si intende taberu, saghera de su Nadale, mescamente pro sos prur minorese. Nugoro puru duncas sti settandes su Nadale chi infide speranzia in su venidore, ca sanno chi si che sta andando e sti stau a filupende. E scominzau chi pariata a mezz'orande, pro arribare in bezzes a dier de oie senza securesas, sempre sprusi scuricosu. E su pistichinzu noata certu a abrandare in principio de anno ca est arribande un'atera furrada de tassas e goddettas. A dispetto de totus os pensamentos, sos sardos e sos nugoresos però no han rinunziau a sa scomporar de Nadale, pro si chirmenticare a su mancu pro pacu tempu sa spelear fittianas una volta a s'annu. Sa Confcommercio Sardigna ha calculau chi rispetto a San Nicolau s'ana spendere 124 euro per omine e dinare chi ha servire non pezzi prosordonoso ma prosa schena spuru e dunque proso scommerciantes a essa occasione de vendere de prusu e mezzorare so scontos chi in intro e sanno non sunista or certu desormenzosu. Sa regione datta ischire chi s'agea, s'Agenzia Nazionale pro Agricoltura, ha firmato 3 decretos pro su pagamento chi pertoccano sas aziendas sardas a pro 2.608.000 euro in risposta a 2.333 dimandas presentate dai pastores e agricoltores supra sas azioni de su programma de sviluppo rurale. Su tanto prurmannu pertocca 1.398 dimandas a desa misura deche, 15.210.000 euro, pro sa misura Battoro.1 in bezzese bisunu 2.330.000 euro e sardimandas sunu chimbanta 1.848.000 euro per toccana in bezzese esa misura sese.1 pro sorzovanos o chi s'affazzana pro sa prima volta in agricoltura e sardimandas sunu 72 1.806.000 euro sunu in bezzese pro 369 dimandas a chi per toccana sa misura Battordi de su benistare animale. Dunque da su bindichi de Nadale a oie pro su comparto agricolo e pastorale sardo bisogna disponimento 70,2 milioni di euro e esultanto custuttanto l'uso linea tasa regione contenta de questo risultato. Questo ultimo dato che imprur de su 35% di su dinari spesu va che ne a manera di fatti si chisa regione Sardegna si confermete intre sas prima schimbe regione d'Italia in sa classifica de sas prur virtuosas in su pagamento de sos fundos o de sa programmazione agricola comunitaria. L'assessore regionale desagricoltura Pierluigi Caria in custar festa de Nadale ha fatto un appello a tutti os sardos pro andare a comprare prodotto sardoso a manera de dare una mano azzudo a su settore agroalimentare regionale. Inciso la nostra amus un upore de produttor de primore chi nos invidia ta tutto su mondo annaus assessore Caria che arribano dai terrinos o innidos ube cada die sos agricoltores e sos allevadores nostros traballano in su rispetto des ambiente e de su benestare animale e su mattessi si poden narrere desormares e desa laguna nostra, suve ammusu produttoso, itticos unicos. A tutto custo imprusus annanghetes a tradizione, sa sapidoria in su manico in sos produttos traballaus, chi dai seculos contano istoria nostra. In questos ultimos annos, assicchio a narres assessore, un upore de disaccatto naturale, sana iacarà su mundu desa campagna, a sos scale se stannanta sa crisi de su mercau che ha fatto abbassiare sos prezios de produttos primarios. S'appellu meu ata concluiu Caria, che dare un contributo a sa battaglia compartia de cittadino ormedas a promandare adennanti uno de sos compartos plus importantes des'isula nostra e pro poder dare su riconoscimento economico chi meressete.
Prosu cussizzo comunale di Nugo resta una vigilia de traballo. Difatti, stata approvata una variazione finale a su bilancio finanziario di previsione 2018-2020 che in su vota su unanimità della maggioranza, mentre s'opposizione si che sia da esaula su momento dei subuttu. Variazione di bilancio che ha a battire medas entradas a su comune, prima per toccata 4,2 milioni di euro che hanno a servire per parare fronte a sordepidor di su comune e che va che ne parte di un piano di ammortamento del battorannoso. Su sindicus ordu di fatti si ha sottolineato che sti stata una battaglia de tottusu. A terrar misuras approvadas a oie per toccana lavoras a su plus edilizi scolasticas as operas pubblicas de su piano periferias. Pro lavorar bisun 1.163.000 euro che hanno a facere assumere 82 straballadores per 8 mesi. Pro su plus su fissiu de piano a tadep scontipizzare 369.000 euro per parare fronte a sa situazione d'emergenza sanitaria. Pro su che per tocca edilizie scolastica van a essere investimentos pro 1.097.000 euro, a Soscalese si indannanghe ne atteros 320.000, pro sa palestra di scuola media numero 1, so straballo sanno a cominciare in jannaio de su 2019. Pro su piano de sas periferias hanno allugher un mutuo che in sa cassi a depositos e prestitos o pro 2,2 milioni di euro che hanno impreare pro sas operas previdias in Sartiglieria e in su Mulino Gallisai. Chissà candidatura de Mauro Pili, chissà coalizione Ardor Liberos, vatta da Unidos, Progress, ex Sardistas, sunus ese sos candidaus a presidente desa regione Sardigna. Pili, ex deputau, esti stau zai presidente desa regione dai su 2001 su 2013. Questa volta tagliare una coalizione che punnata a collire sorbottor de chi è scontento desa situazione politica attuale e non s'accatta ta chissà coalizione de centrodestra. Pili si lata a gherrare chi Massimo Zedda pro su centro-sinistra, Cristian Solinas pro su centro-destra, Andrea Murgia Autodeterminazione, Francesco De Sogus Movimento 5 Stelle e Paolo Maninchedda Partito dei Sardi. A questa candidatura si diata podere annanghere e Ines Pisano, magistrau de su Tar de su Lazio, uno de su numenes vattos una paia meser fa che te a candidata de su centro-destra chi però a pustisi ati separau a Solinas. Galu non si schittisa data ufficiale della selezione se diata poter essere su 20 battor de vrevariu fino a scaura mai la selezione supplettiva in su collegio nominale della Camera de Casteddu sana a facere su 20 de Iannariu. Estempur de bilancios prosa pallacanestro Nugoro che ha tornare a cominciare l'attività de agonistica su ser de Iannariu, giocando chi sa CNB de Porto Torres che este battor in classifica prosa de 3 giornate di andata de su campionato regionale della Serie D. Son nugoresoso, allenaoso dai Davide Magia, hanno tancausa prima parte desistaglione che in 3 partite vintasa. Sa pallacanestro Nugoro che in 6 puntos este in coa desa classifica parisi a scola basket de Casteddu, puntos però chi non rende nesimpinnu de sossirbonese e chi meda spartias ana parau fronte a rivales e meda pro fortese. Si squadra però es crescende e sargaras invenientes li diana podes permittere de messare su chi atta semenau vinzas a oie. In s'ultimu turnu giocau in sa palestra Coni, sa pallacanestro Nugoro de più cedere 2 puntos a Susinna e basket in sa partia a Cavada 70 battora chimbanta chimbe prosos ospitese. A oie sossirbonese hanno vinto chi in sa Coral 2016 Alghero chi come este secondo in campionao, che in su punteggio de 80 chimbe a 80, che in su San Salvatore Selargius pro 71 a 49, chi in si scola basket Cagliari pro 80 a chimbantotto. Erisero in Santa Lucia de Siniscone, in località de Sosapentos, hanno fatto un attentato a una dommo in preada a prosar ferier de stiu. A ora de 7:30 di fatti si è scoppiata una bomba a basso potenziale e ha fatto danno a 2 ventanas e a una tettoia de linna. Su Vravicu, manco male, in questo momento vi bodio non vai a nemmoso, su zoccu però a su strauso residente schideretto ana muttiusu kente doichi. A su locu sono su prio sos carabinieri de su presidio de Santa Lucia e sos collegar de accompagnati in scuola che hanno fatto un rilievo e avviato le indagini per scoprire chi ha fatto l'attentato e proitte.
Sorfinanzieri di comando provinciale di Nugoro e desattenenzia de Arbatax hanno accassato 3 persone che godiano de prestazioni sociali agevoladas a senza andare diritto. Sas 3 persone in sa dimanda pro piccare su contributo hanno indittato redditos pro bassos de sos chimbezzese a Iana e chi non li permittiano de aere agevolazione. Sorfinanzieri hanno isplicau chi sos controllos pro averguare si sos requisios previdios pro godire desazudu economico a familiares, a famiglias e persone in povertade, hanno avocau a pizzu chi su chi hanno declarau che in sa autocertificazione non torravata che in su chi bivitti in sar bancar dattoso. A queste persone hanno gettau a pagare una sanzione 3 volte plus alta de su tanto piccau e in prusu hanno depes torrare a sos comunes di appartenenza su chi s'hanno piccau a maniera illicita. In s'ambito des attività de servizio a tutela des entradas des Stadu in provincia, s'avinanzia su linea che in su 2018 custa casta de controlloso sun andau bene in su 75% de sos casos e hanno permittiu de segliare 21 poveros frassos e de recuperare contributos pro belle 50.000 euro. Finza sospensionato de su Nugoro iscrittos a su SPI CGL, FNP CISL, WILP hanno partecipare a sa mobilitazione contra sar misuras che bisogna in sa legge de stabilidade che sta arribando in Parlamento considerato un danno pro sas categorias più debiles. Crasa da esardecchi a mesudie una delegazione de pensionaos ghiaur da sos segretarios provinciales a taffacher una manifestazione indennante de sa prefettura di Nugoro e a teras protestas san affachere in totus a Sardigna. Pros occasione a su prefetto l'ana consegnare una lettera da inviare a su presidente de su Cussizzu. In una nota, sos sindacaus confederales sottolineano che sa manovra de bilancio 2019 picca su dinare de esas pensiones e da chi ha versau a maniera regolare sos contributos pro plur de 40 annos. Su deche de Nadale, su presidente de su Cussizzu Giuseppe Conte ha addobbiato a segreterias nazionale de CGL, CISL e UIL che hanno fatto propostas a sustento desi sviluppo, desos investimentos, desoccupazione, desi stato sociale, desa previdenza e desa formazione scolastica. S'addobiu este accabau che si impinno a si confrontare, che sono coladas a paccardiese, si chi ti sa nota desos sindacauso, e deppimu spiccare atto che sa proposta de bilancio 2019 presentata non piccata in consideru quest'impinno, e prosuchi per toccata sa rivalutazione desa pensiones, previde de prima die de jannaio 2019 non va nuda desas intesas sottoscrittas in su 2016 finzas desor governo del centro-sinistra pro torrare su sistema de rivalutazione conforme a sa legge 388 de su 2000. Su Sardinian Job Day 2019, chisata facchere su 20 battore e 20 chimbe de Iannario in Saviera de Casteddu erdande sos primor fruttoso. Sunu zai di fattisi 3.600 sos profilos chircaoso dai belle e 250 aziendas che hanno posto sos annunzios de traballo in sa piattaforma de su SIL Sardigna. Unu bellu tanto di occasione de traballo pro disoccupaoso ma peri pro chi è cherete mudare traballo in Sardegna, in Italia e in s'estero. Sos cittadinos poden rispondere a sos annunzios registrandesi in sa piattaforma SIL, compilando sa sezione dedicata a su curriculum e inviando sa candidatura pro su profilo separau. Pro si candidare, partecipare a sa preselezione, che hanno facchere sos operadores de sos centros pro impiegu, batten pur finzas a sotto de jannario de su 2019, appustisi sa taffachere su colloquio che in sas aziendas in sardiese de su 20 battore 20 chimbe. De sos profilos che sono chircande, 70% sono pro contrattos a tempus indeterminau, a conferma de sa capacidade de s'ASPAL de boccare a pizzu traballo de calidade, annausu direttore Massimo Temussi. Su Sardinian Job Day a essere l'intervento più importante de politica attiva pro su 2019. Sos operadores de sos centros pro impiegu sono traballande de una paiechidas, a concluiti Temussi, prova che raccudire cantas prus aziendas possibile e invitare sos cittadinos a partecipare e a approfittare de custa opportunidade de traballo importante meda.
Sanci Sardigna, pustir de sus ultimos attentados de Minetta contra sos sindicos de Burgos e Sporlattu, ha iscritto una lettera al ministro dell'Interno Matteo Salvini pro pedire l'intervento suo apretande un affortamento de sos presidios de Stadu, a maniera particolare esordes al forzas dell'ordine, garantinde pro sicurezza pro sos cittadinos onestos e pro sos amministradores locales. A fortiare sos presidios de Stadu su linea Tasanci depete per toccare totus a Sardigna. Emiliano Deiana, presidente de Sanci, ha pediu de dare cara mescamente a su margine, de ubo in custos annos si stadu se ritiraus in crasa desattentau a su sindicu de Bultei Francesco Vois, tancandes as casermas de sos carabinieri de Burgos e de Nule. Sos sindicos sardos ammentana che in sos ultimos tempos sono aumentaus sos attentaus e sos attos de Minetta contra sindicos e amministradores locales che in su 2018 sono istaur doichi. Passando a sar festas a pro prima di anno, os carabinieri del comando provinciale di Nugoro hanno ammaniato un piano straordinario dei controlli in suo territorio, che previditi prur misure de sicurezza in sintesi de manifestazioni che a sor festeggiamentos o in pratta, a ube an accudire medas persones, prus controllo da sa circolazione stradale e prus prevenzione de sos reatos. In una nota s'arma esplicata che hanno attuare su piano che in servizios in su territorio, impreande tutto su personale a disponimento in sa 77 istaziones e su nucleos radiomobiles e su nucleo investigativo in prusu de sas squadriglias de sos carabinieri. Uno scanto servizios straordinarios che in controllos parmo a parmo in su territorio pro garantire sicurezza e rispetto de sa legalitade finzas a su ser de iannario. Hanno impreare dunque schentenar de militares mescamente in sostrettos prus criticos de sa provincia de Nugoro. S'hanno garantire finzas a postos de blocco in sos caminos plus importantes in sarviddas ove su plur de sas vortas capitan a sos incidentes. S'arma ammenta attacchi in caso de bisonzu sos cittadinos podene muttire su chente doichi. Sorfinanzieri del comando provinciale de Casteddu hanno cassato una femmina che pro 7 anni a causa pensione de sa mamma morta in marzo di su 2011. In questos annos ha ricevuto più di 43.000 euro in tre pensioni e indennità di accompagnamento e dunque sa finanzia l'ata denunziata su autorità giudiziaria pro aere piccardinare a maniera illecita a danno desi Stato. A boccare a pizzu su vattus unistausor militares che in sintesi di uno scanto scontrollos a posizione pensionisticas a maniera particolare de persones mortas hanno cassausa pratica de sa femina morta 7 anni facete ma nemmos la iata comunicau a sas autoridades competentes. S'istituto de previdenza dunque si chiata a versare sa pensione e s'indennità di accompagnamento che li toccavano a sa femina che in maladia in un conto currente intestau a sa Vizapuru. A primos de su 2018 però Simps informau dai sor finanzieri ata suspesu sos pagamentos come sa femina ta deppes torrare assistado su chi ha tappicau a maniera illicita in custos 7 annos. Si chire in sandala desa semplificazione amministrativa avviata da esa regione che in sa legge quadro di su 2006 che ha istituito su SUAP. Questo obiettivo desa legge supra sa semplificazione 2018 approvata prima de Natale da su Cussizzu. De su provvedimento che dia per minimare sa burocrazia in campo differentes nana va vedau in sintesi di una conferenza pros imprenta su presidente desa regione Pigliaro e sos assessores a sos entes locales in Rio as industria Piras. Semplificare sa vita de sos cittadinos o minimande sa burocrazia fit un obiettivo de custa legislatura e custu este su risultato di un traballo compartiu che in sos suzzettos interessaus a nau Pigliaru. Bastano una paia ad esempios pro spiccare si spiritu de custa legge e su caso de sar maladias cronicas chi prima si deppiana confermare anno che in anno.
Su governo Lega 5 Stelle, che si è proposto che a su governo del cambiamento estimpreandes or metodos o bezzos desos esecutivos de prima prova che scassa, confermandes la muzzadura desadeguamento a s'inflazione pro pensiones e de pur de 1.522 euro a su mese bruttoso. Una misura che conforma un accordo che in su governo de prima si depiata a sospendere dai prima die di gennaio del 2019 e che invece su governo Lega 5 Stelle ha posto in sa manovra che ha a varare su Parlamento in questa orasa. Una legge di bilancio che non aggradita sospensionaoso, iscrittos a CGL, Cisle e Will, che costumanzano hanno fatto una manifestazione indennante desa prefetturas. In Nugoro puru, belle che tu pensionaoso, si sono addobbiaosi indennante desu palato desu governo, che ha orda esos segretarios provinciales e territoriales pensionaoso, per protestare contro sar misuras economicas che hanno fatto danno a chi ha traballau per più de 40 annos versando totus os contributos. Una misura che pezzi in Sardegna interessa a più de 300.000 pensionaoso che piccano a massimo 800 euro a su mese di pensione. Una delegazione dei sindacalisti ha consegnato a su prefetto Giuseppe Marani una lettera per su presidente del Cussizzu Giuseppe Conte. Sor finanzieri del gruppo de Terranova, paris che in sor funzionario des ispettorato su traballo de Tattari hanno compudato locales e l'otturnoso desa Costa Esmeralda. A maniera particolare, esas ispezioni hanno aperto 2 locali notturnos in Terranova e uno in Arzachena. In sinteri desos controllos hanno identificato 25 dipendentes, desos scaler 20 totu feminas sono risultati in Nigheddu, senza copertura assicurativa e assunzione regolare. A uno desos locales de Terranova, da che sos traballadores in Nigheddu vini prur desa percentuale pro l'hanno sospeso attività. Sa Guardia de Finanza ha computato la regolarità delle assunzioni e come a tadè per recuperare la contribuzione previdenziale e assicurativa evasa. A te si ispettorato del traballo de Tattari a ponere la sanzione prevista dalla normativa. Questa è la seconda operazione fatta dai finanzieri del gruppo de Terranova in su giro de 2 schidas. Sos primos controllo sono cominciati su 2 di Natale. In questa occasione, in battor locale della città di Gadduresa hanno identificato 40 traballadoras desa scales 31 vini Nigheddu, 2 locales los hanno tancauso che hanno tottu su personale irregolare. Sono a su mancu 2 schidas che sormezzos chi trabicana s'ultimu tretto de carrera Roma in Nugoro accattana una paia transennas a chi irmesana su camino, postas a sinzalare chi son lastroner de granittu si sun torris cussertaoso. Sono una decchina de lastras a moghe e rappresentano un pericolo pro chi è colata che in calesi sia a mezzu e a pede puru. De su restu no estesa prima volta chi s'accattana a transennas in un camino de importumanno pro su traffico di Nugoro. Sos problema de su restu sunessioso a campo dai diretto in pessu torrau a novu. Su chi si vietò este e chi si può decolare pezzi in un tretticheddu a sala de sos parcheggios chi proprio procussu non si può impreare. Sa situazione è andata da innantisi de medardies e rechedet un intervento lestru de sas autoridades competentes. Ma bisunu trettoso de caminu posto speius puru in aterube e calicunu la murzais in zalao che a su trettu de viale Sardegna che anda a cara su caminu vezzu pro mamugliada. In Sardie scoladas a su sindico Andrea Soddu in sintiri de unu convegno pro vedere desa securese stradale ha dato a schire che sono traballando per ammaniare una convenzione che in una sociedade specializzata prova che resa manutenzione tutto anno desos caminos o nugoresos tappando diretto vossos istampos e atteros problemas e bien desas condiciones desos caminos desa cittade este un servizio urgente. Sos traballos proponere in sicurezza sa miniera de Sulumedu non che sono galo cabauso, ma sa convenzione che Nigia è scatiti su 31 de Natale, lasciando sas operas a mettade, sos traballadores in domissoro e sa miniera senza controllo. All'unare reste sa Filctem CGL regionale, sottolineando che sa situazione è mala baiulare e spricare, e pediti sa proroga de sa convenzione necessaria per poter va vedere sopra su venidore de sa miniera, pensando a un bando nuovo in su 2019 o a un
piano pro la podere tancare in sicurezza. Sa proroga, negata de sos ufficios de sas attividades estrattivas, ha fatto un'equidare su sindacao che come spedendo un intervento des assessora Piras pro risolvere impresse questa situazione. Ufficios tecnicos e burocrazia riscano di annientare su percorso virtuoso mandò addennanti il finza saoie des assessorao a Sindustria in accordo con sos sindacaoso, annau su segretario regionale desa Filctem CGL Francesco Garau. Dunque spedimus a sa regione un intervento pronto, pro concedere sa proroga e avviare cantu primo un confronto supra sos percorsos o de vachere pro su venidore. Pro sa miniera, fitistau definì un percorso che dava taegea a sos traballos proponere in sicurezza e presidio, isettandes orbandos previdios pro sa concessione a sos calese, però non s'es presentau nemmoso. Prosa prima volta sa regione ha approvau in pareggio sul bilancio previsionale delle aziende del servizio sanitario regionale e su bilancio stabilizzau che pone in chiaro l'equilibrio economico generale del suo sistema. All'udare e schire estes aggiunta a pigliaru chierisi che in sa proposta dell'assessore Luigi Arro ha approvau sul bilancio e sul documento de programmazione uve bisogno vinza sospiano de investimento. Su 99% de sos investimentos risulta finanziato in dinare nazionale e comunitario. A maniera particolare su i sviluppo e coesione 2007, 2013 e 2014 2020 serviti provare su bonu de sos investimentos postos in sa programmazione, ampliare e accabare sas strutturas, ponnere a norma strutturale impiantistica, ponnere a norma antincendio, facere sardomor de sa salute. Sa previsione de su pareggio de bilancio in sos 3 anni 2019-2021 imprusa permette di approvare sos pianos triennale di su bisogno de personale 2019-2021 de totus as aziende del suo servizio sanitario regionale che prevedono intri stabilizzazione e assunzione novas pro deducendo schimbanta a posto de traballo novos a tempus indeterminao. Impruso a programmare su dinare posta a disponimento in su bilancio regionale producendo schimbanta milioni di euro in sos 3 anni 2019-2021. Su Ministero des Interno ha approvato su progetto desa regione pro sa formazione linguistica des migrantes. S'interventus accattat in su Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione e pro l'attuare batta a disponimento un finanziamento des schentor 47.000 euro. Sa regione data ischire chi in Custavaina, Mutia, Sardinia L2, sa Sardigna che reta fortiare sul sistema regionale de governo in materia di integrazione e inclusione des sos immigraos, contando supra sul sistema des istruzione in capo a sos centros provinciales pro istruzione des ormannoso che in sapunna de promuovere l'inserimento issori in su sistema sociale e economico de sos territorios ospitantes. Su mezzoru de sas competenzias linguisticas, natas assessore Filippo Spanu che atas a delega sul flusso migratorios, è necessario pro permettere a sos immigraos de poter godire a maniera corretta de sos servizios de su territorio. Sa conoscenza de sa lingua italiana contribuiti a fortiare sos ligamenes e in sa comunidade ove viven sos migrantes e schiris italiano favoresiti su dialogo e s'integrazione.